Enzo Baldanza, oggi un convegno dedicato a un grande storico, un'idea socialista, ravanusano, quindi un siciliano che si è fatto rispettare e che ha portato avanti una politica attiva e fattiva per il proprio territorio. Ecco, lei è stato uno dei promotori di questo convegno, di questo ricordo, insieme a Paolo Cilone. Ecco, quanto è importante oggi parlare anche di queste cose e ricordare anche l'operato politico di un grande Lauricella. Allora, noi oggi praticamente abbiamo voluto organizzare questo convegno per ricordare il 100° anniversario della nascita di Salvatore Lauricella. Nel mio intervento io ho detto che però per parlare di Lauricella non si può prescindere dal parlare del Partito Socialista, perché il Partito Socialista era un partito che aveva dei contenuti e delle idee, aveva degli ideali politici improntati alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza, alla solidarietà verso le classi più deboli, verso le classi meno abbienti. E questa è stata la stella polare di tantissimi socialisti, ma in primis, cioè il rappresentante più fulgido, più importante che la provincia di Agrigento, la Sicilia, ha avuto è stato Salvatore Lauricella, che è stato un grande leader. Ha occupato posti di governo importanti, è stato 2 volte ministro, prima ministro della ricerca scientifica e poi dei lavori pubblici. Ma poi, quando si è candidato alla regione siciliana, diventando deputato, è diventato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, un presidente rispettato, ammirato da tutto il quadro politico esistente in quel momento. Quindi le sue opere sono testimonianza e parlano di lui, perché a lui dobbiamo, in primis. Lui è stato quello che da ministro ha incominciato a parlare dell'impianto di fornitura di gas che dall'Algeria doveva arrivare in Italia attraverso la Sicilia. Io quando ho sentito questa cosa, ero un ragazzo, sono rimasto sbalordito perché mi sembrava una cosa incredibile, invece era realtà. Dopo questo lui ha realizzato un progetto, ha ideato un progetto per fare la Pedemontana, che era un anello autostradale che avrebbe attraversato tutta la Sicilia e che purtroppo è riuscito a realizzare solo in parte perché poi non fu più ministro, scese in Sicilia per diventare poi presidente dell'Assemblea regionale, però a lui si devono l'autostrada Castelvetrano-Palermo, l'autostrada Palermo-Catania, l'autostrada Palermo-Messina. Quindi oltre ad Agrigento, visto che siamo ad Agrigento, tante opere che sono state realizzate da lui, la più importante, la più significativa che io ricordo è quella della bretella che congiunge il piazzale Rosselli e la via Emera alla strada statale per Aragona e quindi per l'Agrigento-Palermo. Giusto? Quindi un uomo che si è caratterizzato per la sua capacità non solo politica, ma anche morale, che è stato d'esempio per tutti i socialisti della provincia di Agrigento. Una giornata dedicata alla memoria di suo padre, del Partito Socialista, un momento diciamo importante. Come valuta questo momento così, diciamo, che ricorda appunto la figura di un grande politico siciliano? Intanto devo ringraziare chi ha organizzato questo momento, questo incontro, quindi Paolo Cilona e Baldanza, che hanno avuto non solo il pensiero ma anche la capacità di radunare molti compagni socialisti che io conosco da quando sono nato in questa occasione. Ecco, non è solo questa un'occasione nostalgica e non deve essere un'occasione nostalgica. Questa anzi è un'occasione che sulla base dell'esempio, del modello di uomini come mio padre, Salvatore Lauricella, devono dare lo spunto per riconsiderare quello che è la politica, perché oggi la politica si è ridotta o a giochi solo di potere o di mantenimento del potere o del disbrigo pratica, cosa che non è, la politica non è questo.
quella è altra cosa. La politica è avere una visione, avere un'idea, avere la prospettiva del benessere della collettività. Ecco, posso dire senza tema di smentita che mio padre è stato tutto questo, cioè è stato un uomo e poi è stato un uomo politico che ha guardato alla politica come strumento per il benessere della collettività e ha fatto opere, attività, idee e tante battaglie proprio per raggiungere quel tipo di obiettivi. Poi tutto è venuto, diciamo, di conseguenza, il suo consenso, quello che ha avuto, il consenso della gente, la vicinanza, la crescita del partito, ma è una conseguenza, non deve essere quello l'obiettivo è altro. Poi se tu fai bene raccogli i frutti della politica. Ecco, c'è un voto politico che è proprio il Partito Socialista, l'idea socialista. Può ritornare secondo lei all'idea socialista, un partito socialista, insomma un qualcosa che si ispira ai valori del socialismo di nuovo in campo ed essere protagonista nella politica sia siciliana che nazionale? Allora, è una bella domanda, è molto complessa e non certo risolvibile in una battuta, però io le posso dire una cosa, sono sempre stato convinto che diversamente da quello a cui assistiamo oggi, il socialismo non è né una sigla né una lista di partiti, il socialismo è un'idea di società, un'idea di dignità dell'uomo, un'idea anche culturale se vogliamo, che continuerà sempre a esistere perché magari sotto spoglie diverse e sotto vesti diverse, ma l'idea socialista, del socialismo riformista, autonomo rispetto a quella che è anche una sinistra radicale, massimalista, magari sono termini che oggi non si usano più e che molti non comprendono, però allora, l'idea socialista rimarrà sempre. La socialdemocrazia non esiste, c'è proprio il modello o il partito, un partito socialista riformista, non esiste solo in Italia, questa è l'anomalia, esiste in tutti i paesi del mondo dove c'è una democrazia, ci sono paesi che sono governati dalla socialdemocrazia, in Italia solo non esiste. Io mi farei una domanda. Io la risposta l'avrei, però mi farei una domanda e chiederei perché solo in Italia non esiste. Evidentemente si sono create le condizioni e si sono determinate delle azioni che hanno voluto lo smantellamento non solo di quel partito, ma di tutta una generazione, di una classe politica che oggi persino coloro che li hanno demolito rimpiangono. Credo che sia giusto, doveroso ricordare un personaggio della politica agrigentina che ha dato tanto al territorio, soprattutto alla Sicilia, per il suo impegno costante nei vari settori dove lui operò bene, come ad esempio da Ministro dei Lavori Pubblici e anche come Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Un uomo del fare e che aveva una marcia in più a confronto di tanti altri uomini politici e che a differenza di questi invece ha dato tanto soprattutto sul piano delle realizzazioni, perché ha creato veramente infrastrutture nuove e innovative come ad esempio la Canicattì-Licata e poi la Canicattì-Mazzarino, l'autostrada Mazzara del Vallo-Palermo e anche l'autostrada Palermo-Catania, quindi era un uomo del fare e poi aveva ideato un progetto interessante, quella del ponte sullo stretto di Messina e anche una pedemontana per collegare tutti i centri montani della Sicilia e poter avere un maggior collegamento. Quindi Lauricella, un uomo del fare e quindi noi siamo felici di averlo ricordato a 100 anni dalla nascita.